Pensiero del giorno mercoledì 4 giugno. Valorizzare il positivo. Nel nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Questa è l'esortazione che San Paolo rivolge ai Corinzi dopo aver fatto un grande annuncio, cuore di tutto il Vangelo. Dio ha riconciliato a sé il mondo per mezzo di Cristo. Tutti i nostri comportamenti devono rendere credibile questa verità che annunciamo. In altre parole, siamo chiamati ad abbattere tutte le barriere che ostacolano l'armonia tra gli individui e i popoli. Nel nome di Cristo significa al suo posto, vivendo con Lui e come Lui, amiamo come Lui ci ha amato, senza chiusure o pregiudizi, ma aperti ad accogliere e apprezzare i valori positivi del prossimo, pronti a dare la vita gli uni per gli altri. Questo è il comandamento per eccellenza di Gesù, il segno distintivo dei cristiani, valido ancora oggi come al tempo dei primi seguaci di Cristo. In questo modo, se tutti i nostri gesti, le nostre parole, i nostri atteggiamenti sono impregnati di amore, saranno come quelli di Gesù. Saremo, come Lui, portatori di gioia e di speranza, di armonia e di pace, cioè di quel mondo riconciliato con Dio che tutta la creazione attende. Chiara Luick, stralci del commento alla parola di vita del gennaio 1997. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, giugno 2025. Voi stessi date loro da mangiare. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 13.